Eccoci qua, cari telespettatori, ben arrivati in studio con noi, con le nostre ospiti. Parliamo naturalmente SPCGIL, parliamo questa volta di pensioni e di diritti inespressi. L'abbiamo fatto più e più volte, è un po' il leitmotiv di fondo delle nostre trasmissioni, lo ricordiamo sempre, però questa volta ci dedichiamo un po' più di attenzione. Tanti di voi spesso ci scrivono delle mail, chiamano poi, lasciando a volte i recapiti, a volte no, comunque chiedono un supporto, un aiuto perché non hanno la visione chiara della propria posizione pensionistica, hanno dei dubbi, molti anche in proiezione poi dell'andare in pensione, per cui facendo delle previsioni se conviene, non conviene, se aderire a un certo tipo di programmazione pensionistica oppure no, ma soprattutto quel che è importante è che non tutto viene in automatico, l'abbiamo ribadito più volte, tante volte ci sono delle questioni che vanno risolte chiedendole, bisogna farsi avanti e chiedere, ebbene sì, come la pensione non ti arriva addosso automaticamente ma devi chiederla. Allora, sembra strano, ma è così, vi presento le nostre esperte, sorride su questo Rosanna Bettella, ma lo sappiamo ormai, ben arrivata qui con noi, ben ritornata, segretaria dello SPCGIL del Veneto, e ben ritornata Maria Pistorello, collaboratrice SPCGIL di Vicenza, grazie. Buongiorno. Anche a lei. Grazie. Allora, io direi di incominciare un po' a inquadrare a livello generale questo discorso, perché sembra incredibile, sono anni, ma quanti anni sono? Non più di una decina d'anni che si continua a parlare di questi diritti inespressi, di quel che dovrebbe essere fatto che non viene invece garantito, eppure ancora adesso molti pensionati, venendo ai vostri sportelli, ai noi scoprono che ci sono dei soldi che aspettano e che non gli sono arrivati. È come possibile? Avviene proprio questo, e devo dire che abbiamo avuto una bellissima intuizione circa una decina di anni fa proprio a far decollare questa campagna sui diritti inespressi. Non è che fino a quel momento non lo facessimo, però insomma a dare pubblicità, no? A raccontarla, a spiegare ai nostri iscritti che soprattutto poi per quelli che hanno le pensioni più basse, no? C'è la possibilità di integrarle in qualche modo, naturalmente non in base ai contributi che hanno versato, perché per quello la pensione è data una volta, si può dire, per tutte, ma appunto se una pensione invece è così bassa o si può vedere se ci sono delle possibilità più di tipo assistenziale per integrarla e dare dei ristori, insomma, e dare un po' più di respiro dal punto di vista economico ai redditi dei nostri pensionati, delle nostre pensionate. A livello di politica, proprio di politica su questo aspetto qui, avete mai parlato con l'Istituto, con l'INPS, avete mai trovato un po' un tavolo? Perché per tante persone che ci seguono, per voi che siete dentro, lo so che è una cosa ovvia, scontata, sembra quasi impossibile che certe cose bisogna chiederle. Ed effettivamente anch'io che sono al di fuori dico ma com'è pensabile? Ovvio, se vado in pensione mi deve arrivare la pensione, cioè se c'è un qualche cosa, questo mi spetta, non devo andare io a chiederlo, perché poi non tutti hanno la capacità, l'arguire di dover chiedere tutto, sembra una cosa pazzesca, no? Pensiamo che anche solo per andare in pensione bisogna chiederlo. Infatti, se uno non chiede di avere la pensione, in pensione non ci va, o comunque magari finisce il lavoro, eccetera, ma non la percepisce. Non la percepisce. Per cui questa è la realtà. Poi ripeto, per questi diritti inespressi di cui poi parlerà meglio Maria, insomma entrerà più nel dettaglio misura per misura, siccome come dicevo sono misure assistenziali, non sono pagate dai contributi che ogni lavoratore o ogni lavoratrice versa ogni mese, ma sono pagati dalla fiscalità generale, quindi dalle tasse di tutti gli italiani. Insomma, è su richiesta e con tutta una serie di requisiti, mentre i contributi da lavoro non è che hai requisiti da rispettare, tu hai lavorato, hai versato i contributi tu, il datore di lavoro, oppure se sei un autonomo tu direttamente, e quello ti spetta perché l'hai versato e fai la domanda e nessuno ci mette becco, insomma, no? Per quanto riguarda un'integrazione appunto di tipo assistenziale,
I controlli ci devono essere molto anche precisi, quindi in base, a seconda di cosa si chiede, in base all'ISEE oppure in base al reddito personale o coniugale. E quindi insomma e noi ci siamo, e lo SPI-CGIL c'è proprio per dare assistenza, per spiegare, per verificare, ed è vero che in questi anni e continua ad essere così, troviamo persone che vengono da noi magari lamentandosi: ma che pensione bassa che ho, non ce la faccio ad arrivare alla fine del mese, no? E già quando arriva una persona così, che ha una pensione bassa, a noi, i nostri collaboratori che sono agli sportelli, no? Nelle nostre sedi, viene il sospetto: ma andiamo a vedere, guardiamo meglio, forse ha diritto a qualcosa in più, a appunto, come dicevo, un'integrazione, alla 14ª, agli assegni familiari. Magari tante volte non vengono neanche chiesti, soprattutto se uno è un invalido al 100%, no? Addirittura li può chiedere per se stesso, no? Se non ha altre infatti adesso entreremo nel merito specifico, perché entriamo nel merito. Quindi nota noi da parte nostra ci mettiamo tutta l'attenzione, ma continuiamo a dirlo nelle nostre assemblee, poche per la verità in questo periodo, ma insomma a dirlo nella nostra bella rivista. Infatti adesso ne parliamo, infatti. Libertà, quindi va pubblicizzato, va detto, va fatto un passaparola, va assolutamente non va dato per scontato conoscere. che tutto sia a posto, tutto vada bene, che la pensione sia buona così, non è detto, cioè, no. Verrebbe da tranquillizzarsi almeno per quello, perché visto che ci sono 3.500 questioni, problemi di ogni tipo per qualsiasi cosa, invece neanche per la pensione quando si è anziani, attenzione. Accennava il discorso Rosanna Bettella a Liberetà, lo rimarchiamo sempre, è un bellissimo regalo, abbiamo detto, da fare, perché poi costa veramente poco, sono 12 euro all'anno, cioè 1 euro al mese, arriva in spedizione in abbonamento postale, ha tantissime cose, ha anche i cruciverba, alcuni ci hanno chiesto il sudoku, alcuni ci hanno chiesto, ma c'ha i giochi? Sì, ci sono anche quelli, le ricette, e soprattutto ci sono anche aggiornamenti e approfondimenti di temi di attualità. Sì, sia di tipo previdenziale, tutte le novità sulle pensioni, ma anche da un punto di vista politico, dal punto di vista sindacale in generale, culturale. Adesso per esempio è partito già il nuovo concorso di Liberetà, un concorso letterario che invita i nostri anziani e le nostre anziane a scrivere soprattutto delle storie loro, no? Di quello che hanno vissuto nella loro storia di lavoro, o comunque sono delle belle testimonianze. E anche qua in Veneto abbiamo creato ormai da anni il gruppo lettura, che leggerà questi testi e farà una propria classifica che verrà confrontata con gli altri gruppi lettura di tutte le regioni, e poi a settembre di solito c'è la premiazione. Anche questa è una bella cosa, invita assolutamente a essere attenti, a provare a mettere anche su carta i ricordi, le memorie, quello che si è stati, no? Perché non vada disperso nulla. Esatto, no, infatti questo è vero, perché vi ricordo anche anni fa che c'erano delle testimonianze, quando si parlava in occasione di vari ricordi di situazioni, venivano delle testimonianze di persone anziane, poi passa il tempo, sono venute meno, queste persone sono mancate e quelle testimonianze non ci sono più, e quindi è un patrimonio perso. Vi ringrazio perché grazie a voi ho scoperto e recuperato ben 4.000 euro di arretrati tramite lo SPI di Padova, grazie. Questo è un risultato che ci inorgoglisce, no? È veramente... questo è importante, molto è importante e significativo. Ecco, appunto dicevo, raccolta di testimonianze, quindi un modo anche, tra l'altro, per essere attivi. Voi con questa rivista cercate sempre un po' di stuzzicare le persone anziane a fare un cosiddetto invecchiamento attivo, per i quali ci sono un po' strutturate delle politiche anche di carattere regionale, cioè non lasciarsi andare, non rilassarsi, che è proprio il momento in cui rilassarsi non si può. Si chiacchierava un po' prima anche con Maria Pistorello, cioè si passano gli anni, bisogna essere ancora più fisicamente attivi, perché niente ti è regalato, dicevi, no, vero? E questo è un po' il fatto. Sì, quando si va in pensione non ci si deve sedere davanti alla televisione
e rimanere là, no? Come dei sacchi vuoti. Assolutamente, quando si va in pensione bisogna veramente guardarsi attorno e quello che noi pensiamo sia importante è diventare da quel momento in poi più attivi per la comunità, no? Per chi ci sta intorno, per le persone che hanno più bisogno, quindi impegnarsi in un'associazione di volontariato. E ce ne sono tantissime, davvero conosciamo anziani e anziane che adesso che sono in pensione lavorano molto più di prima, no? Perché hanno un sacco di interessi, sì. e li vedi che si mantengono giovani, no? Che sono curiosi, che hanno rapporti importanti anche con le nuove generazioni, no? Con i giovani, che fa sempre molto molto bene, no? Questo confronto fa bene a loro e fa bene a noi anziani, e quindi davvero anche l'invecchiamento attivo, lo sottolineiamo tantissime volte, va perseguito ogni giorno. Poi ci sono i consigli, tra l'altro, anche di carattere sanitario, da questo punto di vista, per cui adesso riprende in modo attivo anche tutti quelli che erano le visite specialistiche che erano state prescritte, sospese, gli interventi quindi riprendono, e anche un sollecitare le persone anziane, diciamo sempre, a farsi controllare, a fare prevenzione, a riprendere in mano la propria salute. Sì, questo è un tema che riguarda il settore sanitario che insomma da 2 anni e mezzo rallenta. Siamo dentro a una cosa che mai avremmo immaginato, no? Che ci capitasse una situazione del genere, che fossimo aggrediti da un virus che ci ha dapprima rinchiusi a casa, pieni di paura, ma però anche con molta speranza. Poi ci ha liberato per un'estate, poi di nuovo rinchiusi, adesso grazie ai vaccini, al vaccino, che davvero la scienza ha scoperto in tempi velocissimi e brevissimi, proprio per affrontare quello che stava succedendo, con migliaia e migliaia di morti, no? Non solo nel nostro paese ma nel mondo, e quindi solo adesso, grazie ai vaccini, possiamo da oggi toglierci la mascherina all'aperto, anche se io consiglio prudenza. Tra le altre cose, anche le visite nelle case di riposo progressivamente dovrebbero riprendersi. Sì, è una promessa, l'abbiamo letto, l'avevamo chiesto anche noi come organizzazioni sindacali, che era insostenibile ormai questa situazione dei nostri anziani rinchiusi nelle RSA, con possibilità di incontrare i propri cari mezz'ora o anche solo un quarto d'ora alla settimana. Era proprio, e per non parlare di quelli che erano ricoverati in ospedale per magari situazioni gravi di malattia, eccetera. E avevamo chiesto più volte, e adesso sembra insomma che ci sia questo allentamento, e ci auguriamo davvero. Intanto già le visite in ospedale almeno 3/4 d'ora al giorno sono garantite, questo è già una dramma. Perché la relazione, no, con i propri cari, con i propri familiari, anche quella è una cura. Certo, però bene, basta che non ammali, perché intanto che è una cura senza virus va benissimo, certo. E quello è il problema, quindi la prudenza è sempre quella. Allora, io direi adesso andiamo rapidamente in pubblicità, poi torniamo dalla pubblicità, riprendiamo questo discorso anche con i casi pratici, quindi darò la parola anche a Maria Pistorello, e naturalmente voi scrivete, ponete le vostre domande, le vostre questioni, poi entreremo anche nello specifico del problema delle bollette. Tanti ci hanno sollecitato anche questa questione, lo sappiamo, e quindi l'affronteremo insieme, perché il sindacato si occupa anche di questo, cioè si occupa, non è che può risolvere, insomma cerca di venire incontro anche per questo. Tra poco.